Signore e signori, autorità civili e militari presenti questa mattina, benvenuti alla cerimonia di conferimento del Premio Veneziano dell'anno 2019. Nel porgere il saluto dell'Associazione Sette Mari, qui presente con la Vicepresidente Margherita Scatolin, a nome del Presidente Luisa Vianello, impossibilitata oggi a presenziare e a cui vanno i nostri sinceri auguri di pronta guarigione, voglio ricordare chi quest'anno ci ha lasciati. Galliano Lucchini, fra i fondatori del nostro comitato e realizzatore per 40 anni delle pregevoli pergamene miniate, che costituiscono in parte la storia di questo premio. E Mario Rigo, già sindaco di Venezia per 2 mandati, nel decennio 75-85, vicino alla Sette Mari fin dalla sua fondazione avvenuta nel 77, nonché nominato veneziano dell'anno nel 1980, per il suo ruolo essenziale nella rinascita del Carnevale. Di questo premio va aggiunto quest'anno, alla 41esima edizione, voglio ricordare con quanto motivato orgoglio il nostro indimenticabile Alfredo Borsato ne vantava la primogenitura rispetto a tutti gli altri premi presenti nell'ambito cittadino. Il nostro sincero ringraziamento va a quanti anche quest'anno hanno permesso l'organizzazione di questa cerimonia: il Comune di Venezia nella persona del sindaco Luigi Brugnaro, il sovrintendente del Teatro La Fenice Fortunato Ortombina, gli sponsor Ali Laguna, Unitecnica e Boscolo Bielo Hub, che hanno sostenuto questa ultima edizione, oltre a Piero Ragazzi, che ogni anno omaggia il premiato con una sua opera in vetro di Murano realizzata per l'occasione. Saluto e ringrazio per la fedele presenza i premiati delle passate edizioni, oggi qui in sala, e mi limito a citare solo i primi veneziani dell'anno del 78, Giorgio e Maurizio Crovato, e il veneziano dell'anno uscente, Adriana Albini. Ce ne sono molti altri che appunto non cito. Il premio veneziano dell'anno, già in passato, è stato assegnato a enti, comunità, associazioni e nel 1989 ai residenti dei litorali e delle isole dell'estuario. Dopo il tragico evento meteorologico del 12 novembre 2019, che ha visto la città invasa da una marea seconda in altezza solo a quella del 66, Venezia ha scoperto nei giorni immediatamente successivi quelli che subito sono stati definiti gli angeli dell'acqua alta. Ragazzi e ragazze di Venezia, provincia e oltre, qualcuno anche da fuori regione, organizzatisi con gli attuali sistemi di comunicazione a loro più congeniali, per essere presenti e portare immediato aiuto a chi ne aveva bisogno, senza per questo essere d'intralcio al personale dei corpi di Stato, enti e associazioni ufficiali già in strada fin dalle prime avvisaglie di eccezionalità, che hanno dato prova di efficienza e spirito di servizio e a cui vanno i nostri sinceri ringraziamenti. I 18 tra ragazzi e ragazze oggi qui presenti, che noi chiameremo solo per nome e che anagraficamente si pongono nel terzo millennio, vogliono rappresentare tutti i loro coetanei, oltre 3.000, che hanno dato una mano nel dopo acqua alta, ma soprattutto sono riusciti a lanciare un messaggio di fiducia a chi ne aveva bisogno e un segno di speranza a chi a volte dubita sul futuro di questa città. Invito ora il sovrintendente Ortombina per il suo cenno di saluto. Signore e signori, buongiorno, benvenuti qui. Sono sempre felice di vedere qui la Sette Mari per quello che fa per la città con il conferimento del premio. Quest'anno sono particolarmente più felice delle altre volte perché solo 2 mesi fa, oggi è il 12 di gennaio, in queste stanze dove adesso vedete che c'è tanta luce, c'è caldo e poi ci sarà anche da mangiare e da bere, 2 mesi fa qui non c'era la luce, non c'era il riscaldamento e non avevamo neanche da mangiare, e proprio in queste stanze, molte persone sono qui anche oggi, si costituì, diciamo, l'unità di crisi della Fenice per riuscire a passare quei giorni, e mi ricordo che ci si portava la gavetta da casa perché qui attorno non si trovava niente da nessuna parte. Quindi sono felicissimo veramente di vedervi qui. Questo è anche il segno di quello che il nostro sindaco dice sempre, della capacità sempre di resistere, non solo di resistere ma anche di reagire a tutte le sciagure della storia. Non mi complimenterò mai abbastanza con l'associazione Sette Mari, che ripeto, per quello che fa con questo premio deve pensare che la Fenice è casa sua, quindi è anche casa sua, e quindi sarà qui per molti anni. Questi giovani sono veramente, quest'anno mi complimento con l'associazione per il conferimento di questo premio, mi complimento con questi giovani e con le loro famiglie.
si parla spesso tante volte dei giovani si parla per il disagio dell'essere giovani e per tanti problemi. Questa è una bellissima storia legata alla città. E l'augurio che faccio è che se qualcuno di questi giovani, dopo, sperando che non capitino ancora altre cose come quest'anno e che le vostre forze si possano indirizzare altrove, dopo che ciascuno di loro avrà trovato la sua strada e che avrà percorso la sua strada per anni e per decenni, e chissà che qualcuno di loro magari fra 10, 20, 30 o 40 o 50 anni non avrà fatto abbastanza per meritarsi un'altra volta da adulti, professionisti, artisti, chissà cosa diventerete, il veneziano dell'anno. Ebbene, spero che non ci sia, non entro nel merito dello statuto dell'associazione, quindi non so se il premio può essere conferito 2 volte, ma nel caso di questi ragazzi, se per qualcuno di loro succederà, spero che l'associazione pensi che se lo saranno guadagnati 2 volte. Io auguro lunga vita all'associazione, lunga vita a Venezia, e buon anno a tutti. Grazie Sovrintendente, la parola al Sindaco Luigi Brugnaro. Mi metto qua soprattutto per non dare le spalle ai ragazzi, insomma. Complimenti anche da parte mia all'Associazione Sette Mari per la scelta. Mi sembra alquanto opportuna proprio per dimostrare 2 cose. Uno, appunto, che Venezia ce l'ha fatta e ce la farà. E secondo, che i giovani sono il nostro futuro. E quando qualcuno continua a parlare di ragazzi che non hanno voglia di fare niente o che non si interessano e così via, dice delle castronerie grandi. Questa è la dimostrazione più importante. Il futuro è loro, e il fatto che si siano dimostrati reattivi di fronte a una difficoltà imprevista fa di loro delle grandi persone, loro e i loro amici che adesso non sono qui, questa è una rappresentanza ovviamente. A me fa piacere ricordare che le istituzioni sono qui presenti, i Carabinieri, la Polizia di Stato, tutte le varie istituzioni hanno lavorato in quei giorni e la città ce l'ha fatta perché il sistema ha retto. Però regge se ci sono appunto i volontari, persone che generosamente si mettono senza chiederci se, perché, come, e cominciano a dare una mano. Credo che questa sia veramente la famosa base della democrazia, la base della libertà, per cui è un grande onore premiarli, li premiamo come simbolo, non solo per quello che avete fatto, ma perché l'avete fatto, perché vi siete sporcati le mani, perché non avete guardato a che cosa potevate fare di meglio, ma avete pensato che un gesto di generosità, di intervento vi è venuto dal cuore. Questa cosa qua credo che sia un bel esempio per raccontare che cosa sono i giovani effettivamente, quello che siamo stati noi tempo fa, quello che saranno i vostri figli, che saranno i vostri nipoti. Questa è una città accogliente. Io, più che sperare che voi siate i prossimi premiati negli altri anni, io spero che molti di voi vengono da fuori, no? Dalla famosa campagna, come direbbe qualcuno magari in futuro decida di venire a abitare in centro storico, non perché si fa una scelta residenziale e basta, ma perché magari qui riusciamo a portare il lavoro, quel lavoro che è fuggito da Venezia. Senza il lavoro non ha senso. Allora è proprio agganciare il lavoro e la residenza alla vita delle persone che allora fa sì che la città si ripopoli. E su questo, per quanto mi riguarda, noi continueremo a investire tantissimo sulla residenza, più che a parole coi fatti. Noi non abbiamo venduto nessuna casa del comune in questa città in periodi in cui il bilancio era veramente molto, molto pesante, perché per scelta abbiamo deciso invece di ristrutturare tutte le case e di assegnarle. E il bando ultimo che stiamo pubblicando, abbiamo pubblicato la scorsa settimana, fa vedere che gli indici che abbiamo messo sono proprio sui giovani. Noi abbiamo premiato le coppie giovani perché possono venire a Venezia, a Murano, a Lido, a costruirsi una vita, e continueremo a lavorare così. Anche sulle case che la Regione adesso ha deciso di mettere in vendita, valuteremo assieme all'avvocatura, perché c'è un problema burocratico, se il Comune può mettere una prelazione magari al valore storico e non dopo che è già andato all'asta, per lasciare le case ai cittadini veneziani. Dobbiamo fare i conti, però abbiamo investito tutto, investiremo tutto sui giovani, sulla vostra generazione, perché ve lo meritate e ce lo meritiamo, perché voi siete il nostro futuro, rappresentate il nostro futuro, per cui veramente di cuore, sinceramente a nome penso di tutti, grazie.
Invito la vicepresidente della Sette Mari, Margherita Scatolin. Buongiorno a tutti, io rappresento la dottoressa Vianello, infortunata per un incidente di pattinaggio, e porgo da parte sua i suoi più cari saluti e ringraziamento per essere qua riuniti. Il mio compito è quello di leggere la lettera inviata all'Associazione Sette Mari in occasione del premio veneziano dell'anno dal Presidente Zaia. Gentile Presidente Vianello, ringraziandola per il gradito invito, spiace davvero comunicarle che non potrò presenziare alla cerimonia di conferimento del premio veneziano dell'anno a causa di concomitanti impegni precedentemente assunti. Desidero tuttavia esprimere, per suo cortese tramite, il mio più sincero apprezzamento alla decisione di premiare l'impegno profuso dai nostri giovani durante i drammatici giorni di marea eccezionale che hanno funestato la città di Venezia. Non esistono parole, mi creda, capaci di veicolare il profondo senso di gratitudine che le nostre comunità hanno maturato nei confronti di questi angeli dell'acqua granda. La loro voglia di far rispecchiare alla perfezione quel Veneto solidale che costituisce una preziosa risorsa per l'intera regione. Nell'augurare la miglior riuscita dell'evento, concludo porgendo a tutti i presenti i saluti della Regione del Veneto e miei personali. Dottor Luca Zaia. Grazie. Parla ora la dottoressa Paola Marini, Presidente dell'Associazione dei Comitati Privati Internazionale per la Salvaguardia di Venezia. Grazie. Buongiorno a tutti, sono molto lieta e onorata di essere stata invitata a partecipare a questa importante cerimonia ed è per me una dimostrazione in più di quanto questa, come ha detto il sindaco Brugnaro, sia una città accogliente. Dopo 3 soli anni di lavoro alle Gallerie dell'Accademia, il mio lavoro è stato così, nella sua modestia e nella sua umiltà, così apprezzato che veramente mi sento parte di questa comunità. Allora questi sentimenti di così convinta partecipazione risiedono su alcuni motivi. Innanzitutto il valore di questo premio che da 40 anni assegna l'Associazione Sette Mari, poi per la qualità e il rigore, la coerenza e la creatività di queste scelte. Credo che non sia stato sbagliato un colpo. Come faccia l'Associazione Sette Mari a intercettare quelli che sono dei valori di cui questa società pullula, ma che non sono ancora evidenti a tutti, non si sa. Però così è fatto e se noi scorriamo questo elenco dal 78 in poi, ci stupiamo che personaggi, figure che poi sono diventati famosi, patrimonio di tutti, siano stati veramente scoperti con un'azione scautistica dall'Associazione Sette Mari. Ma poi ancora, molto importante, le particolarissime circostanze in cui il premio viene assegnato quest'anno a questa generazione dei giovani del terzo millennio. Io mi sono domandata nel prepararmi, nel fare mente locale su questo intervento, che cosa ci sia stato di paragonabile nella storia recente o relativamente recente di Venezia a questi 40 giorni, perché parliamo di 4, ma in realtà c'è stata, diciamo, un protrarsi della difficoltà che è durata praticamente fino a Natale. E in fondo ho pensato che l'esempio più paragonabile che mi veniva in mente è quello dell'assedio austriaco dei 5 mesi del 1848, dove la comunità veneziana era guidata da Daniele e Manin. Anche in quel caso diciamo che mancavano 2 cose. La carestia, ci ha detto il sovrintendente, l'abbiamo sfiorata, ma non possiamo dire di avere. Sicuramente colera non c'era questa volta, ecco. Ma a parte questo, le similitudini sono molte. L'evento ha riguardato indistintamente tutti, nessuno, diciamo, si poteva chiamare fuori. Il sibilo del vento lo ha accompagnato, la scarsità di speranze, era chiaro che e l'assenza di mezzi di difesa. Ora, come allora, la resistenza è stata orgogliosa, tenace, piena di coraggio e di dignità.
Soltanto che pensate, questa volta non ci siamo dovuti difendere da nemici esterni, ma dall'elemento madre di Venezia, l'acqua della sua laguna su cui la città ha costruito la sua vita, la sua ricchezza e la sua bellezza unica al mondo, e con cui lungo tutta la sua esistenza, a costo di sacrifici e di grandissimo impegno, ha sempre dialogato e ha sempre scambiato osmoticamente. Quando nel 2016 abbiamo ricordato i 50 anni dall'Acqua Grande del 66, e lo abbiamo fatto in tanti modi, con convegni, mostre, pubblicazioni, anche con un'opera che questo teatro ha appositamente commissionato a Filippo Perocco sul testo di Roberto Bianchini, un'opera importantissima dove tra l'altro la scena si svolgeva a Pellestrina, cioè uno dei luoghi che con Venezia e con le isole è stato più colpito anche da questa calamità. Diciamo che quando nel 2016 abbiamo ricordato questi 50 anni dall'Acqua Grande del 66, non abbiamo considerato, secondo me, fatto un grande errore, quello di considerare quell'acqua alta eccezionale come un fatto unico, destinato a non ripetersi, un doloroso momento, ma appartenente ad una storia che era sigillata per sempre. Tant'è che di fronte agli ultimi accadimenti, alla possibilità, che certo non auspichiamo, ma che certo non è remota, che possano ripetersi, tutti siamo chiamati a interrogarci sul perché siamo stati tanto imprevidenti. Certo, è una domanda che si devono fare per prime le autorità preposte, ma che è bene si faccia anche ogni abitante e ogni cittadino temporaneo, così come hanno chiamato a Matera capitale europea della cultura, quei visitatori che l'hanno frequentata e che nel caso di Venezia sono milioni di milioni già venuti o che vorranno venire. E tutti dovremmo rinnovare, dobbiamo rinnovare l'impegno per proteggerla con le sue attività e coloro che ci vivono, non come un museo, non come una città museificata. E lo dice una persona che ama moltissimo i musei e che per i musei ha non ha certo un'accezione negativa, no? Come invece sembra essere da parte di molti. Diciamo proteggerla con le sue attività, coloro che la vivono, anteponendo l'interesse generale e comune a quello dei singoli, come ci ha ricordato con parole semplici ma molto incisive il patriarca Francesco Moraglia. In questa situazione drammatica i millennials che oggi premiamo hanno agito immediatamente, generosamente, efficacemente, col sorriso sulle labbra e un entusiasmo che giustamente il comunicato dell'Associazione Sette Mari definisce contagioso. Quanto tempo è passato tra la fine dell'urlo delle sirene, dell'infuriare del vento, dal ritiro dalle acque, alla loro mobilitazione? Un istante, naturalmente questo è stato reso possibile dalle tecnologie, dai social, qualcosa che in passato sarebbe assolutamente stato impossibile. Chi ha avuto l'idea? Come l'idea ha preso forma? Come tutte le azioni epiche collettive, anche questa appartiene a tutti e a nessuno, anche se conosciamo nomi e volti che abbiamo visto agire in prima linea. Chi, dopo il primo attacco degli elementi naturali, avvistava questi gruppi di ragazzi, ha potuto per un attimo forse pensare che si trattasse di uno dei soliti raduni, aperitivi, lauree, addio al celibato. Ma certo non erano giorni adatti per questo tipo di festeggiamenti e talvolta i ragazzi erano anche particolarmente giovani e soprattutto erano abbigliati in modo strano, abbigliati attrezzati, non certo come oggi in cui elegantissimi, tirati a lustro, ci sorridono e possiamo specchiarci in loro. Per giorni hanno lavato e asciugato pianterreni, spostato masserizie, ammassato e avviato al riciclo tonnellate di rifiuti, collaborato con le istituzioni preposte, coordinato chi veniva da fuori e voleva assolutamente trovare una risposta per dare una mano, aiutato a mettere in salvo i materiali cartacei che insieme con il patrimonio monumentale ed ecclesiastico sono quelli che hanno sofferto di più.
incoraggiato e sostenuto i più deboli, i più anziani, i più bisognosi, hanno portato aiuto e, ugualmente importante, hanno portato speranza e fiducia. Perciò a tutti loro diciamo grazie, ci avete mostrato la parte più bella dell'umanità, grazie veramente di cuore. Hanno poi dovuto fermarsi per il rispetto delle regole, ma hanno continuato ad operare, ad esempio, collaborando con le azioni di risciacquo e di desalinizzazione e di manutenzione che in molti casi stanno ancora continuando e chissà quali altre cose facendo, questo lo scopriremo. Nel 1966, con l'alluvione, con l'esondazione dell'Arno a Firenze, con l'Acqua Grande a Venezia, avvenne la prima mobilitazione spontanea giovanile di massa in Italia a favore del patrimonio culturale. Vediamo i filmati dell'epoca, vediamo nei filmati dell'epoca i ragazzi trasportare i libri, interfogliarli con la carta asciutta, e Giovanni Grazzini, in un articolo del Corriere della Sera del 10 gennaio del 1966, l'evento si era verificato il 4 novembre, coniò il termine Angeli del Fango, sul quale è stato esemplato questo Angeli dell'Acqua Alta. Oggi anche angeli di tutti noi, averli alle spalle è una sensazione bellissima che ci conforta e ci dà veramente fiducia. Naturalmente poi l'arte ha anche provveduto a eternizzare questo momento, e penso al documentario girato da Franco Zeffirelli con Richard Burton come voce narrante e al film che tutti conosciamo di Marco Tullio Giordana del 2003, La meglio gioventù. In quell'occasione nacquero anche i comitati privati per la salvaguardia di Venezia, per iniziativa di Sir Ashley Clark, veneziano dell'anno del 1993, e del soprintendente di allora, Francesco Valcanover. E questa è la ragione della mia presenza a questo tavolo, in quanto immeritatamente, dopo Alvise Zorzi e dopo Umberto Marcello, sono io da un anno il presidente di questi comitati. Con la moglie, Francis, veneziana dell'anno del 2006, si trasferirono a Venezia e dettero vita ad una realtà straordinaria che non esiste in nessun'altra città. A un certo punto questi comitati furono 50, adesso sono 20, appartengono ad 11 nazioni e non hanno mai cessato in questi 50 anni di eseguire restauri, ma anche di fare formazioni, ricerche, manutenzione, sensibilizzazione. Opere di altissimo valore materiale, non sto a parlarvi dei 2-5 milioni di euro spesi ogni anno, ma soprattutto per me conta la vicinanza morale, la vicinanza alle città, alle sue istituzioni, ai suoi cittadini, allo sforzo comune perché Venezia continui ad essere una vera città. E chi, come voi premiati, ha lavorato, affrontato sfide impossibili, patito, sofferto, ha acquistato cittadinanza. Questo si parla per gli stranieri, ovviamente, per molti del fatto che questi comitati sono stranieri, o come nel vostro caso, in cui per la maggior parte siete veneziani, avete acquistato un surplus, come dei punti di cittadinanza in più. Il volontariato è un'enorme risorsa del nostro Paese che in parte ancora non abbiamo valorizzato adeguatamente, ma il volontariato vuole lavorare, è mosso da una spinta che lo porta ad agire per ottenere risultati visibili, godibili, apprezzabili. Se il volontario non riesce a farlo è insoddisfatto. Se ha questa possibilità invece di mettere in atto il suo ardore, il fuoco che lo muove, è felice, è ricompensato e tutti godono i risultati del suo impegno. Come voi avete testimoniato e così come quella dei comitati, anche la vostra dedizione lascerà una traccia profonda nelle vostre vite. E se anche vi dedicherete, come è naturale, mi hanno dato un quarto d'ora, Sindaco, so che lei deve andare via, ma io ho avuto...
Scusate, ma io sto eseguendo il mio compito di un quarto d'ora. Capisco che non è bello per chi si è limitato come il sindaco, ma io... È passato il quarto d'ora? Sì. Stiamo discutendo, scherzo, dai. Allora, ancora... No, dai, ma è tutto amichevolissimo e scherzoso. Ancora 2 riflessioni. Il fatto che a Venezia, e poi veramente mi avvio a chiudere, il fatto che anche a Venezia, così come in molte città, siano sorti da alcuni anni queste associazioni di giovani che vogliono conoscere meglio la loro città e lavorare per migliorare la qualità della vita nella città, è un fatto che non esisteva nel 1966 e non esisteva neppure fino a pochi anni fa. Questo è un fatto molto significativo e che sicuramente nel nostro caso ha creato le premesse perché ci fosse questa mobilitazione e intorno a questa presenza radicata si è sviluppato, ramificato e articolato le altre partecipazioni di tanti gruppi e associazioni. E da ultimo vorrei chiudere con un documento molto importante che il nostro paese, l'Italia, ha sottoscritto nel 2013, cioè 7 anni fa, a Faro, in Portogallo, la Convenzione di Faro, che parla della responsabilità e del significato che ha il patrimonio culturale nei confronti delle comunità. Comunità che possono trarre beneficio per la qualità della loro vita, per uno sviluppo sostenibile, per la felicità e il benessere più diffuso, ma che deve avere anche nei confronti del suo patrimonio, che non sono solo i monumenti, non è solo l'URBS, la città di pietra, ma è la Civitas, la sua comunità, le sue attività, la sua storia, le sue sofferenze, le sue speranze, il suo futuro. Bene, questo è un esempio molto molto grande di questa partecipazione e responsabilità nei confronti di quella che è un'arte straordinaria, quella di vivere a Venezia. Hanno dimostrato questi ragazzi. Grazie. Invito il veneziano dell'anno non uscente, in carica, mi piace di più, Adriana Albini. Buongiorno a tutti. È veramente un grandissimo piacere, un grande entusiasmo essere qui insieme di nuovo ed essere insieme alla città e ai giovani. L'anno scorso mi ero ripromessa e avevo promesso al nostro sindaco di organizzare qualche cosa. Io sono una ricercatrice in campo oncologico e abbiamo pensato anche con il Comitato Veneziano dell'anno di organizzare un convegno, ma il convegno non necessariamente di tipo medico, visto che abbiamo anche i vicini di Padova e volevo che fosse una cosa di Venezia, e quindi di lavorare con la biologia marina, col CNR che si trova alle Tese dell'Arsenale, e di fare un convegno che si chiama La salute dal mare e insieme a questo coinvolgere le altre repubbliche marinare, perché io ho fatto il vice direttore scientifico dell'Istituto Tumori di Genova per molti anni e quest'anno, visto che il Veneziano dell'anno porta fortuna, ho avuto un finanziamento dalla Regione Campania proprio per studiare nuovi farmaci di origine marina, quindi in particolare alghe o microrganismi del mare. E quindi noi durante il Salone Nautico vi do questa anteprima, il 4 e il 5 giugno tenetevi liberi perché con il nostro sindaco e con voi e con il CNR di Venezia parleremo di questo. Ecco. Nei miei 5 minuti con questi ragazzi mi piace parlare un po' da professoressa. Allora, io sono professore di patologia generale a medicina a Milano Bicocca e quest'anno ho fatto l'esame di ammissione. Voi sapete che per fare medicina, come tante altre facoltà, si deve passare un test molto complesso e soltanto alcuni possono essere ammessi. Io ovviamente li facevo entrare perché noi professori facciamo anche un po', diciamo, chi
dal benvenuto ai ragazzi e guardavo le date di nascita ed erano tutti nati dopo il 2000, perché io insegno il secondo anno. E ho detto, caspita, questo è veramente un grosso cambiamento. E l'articolo che ha scritto il Metropolitano per il premio ai ragazzi li chiama Generazione Z. E lo sono andata un po' a studiare ed è interessantissimo il fatto che, come diceva una canzone, si cambia generazione ogni 10 anni. Allora, la sottoscritta fa parte dei baby boomers, che sono i figli di quelli, diciamo, che avevano l'età riproduttiva dopo la guerra, quindi dal 46 al 60. Poi c'è stata una generazione che non si capiva bene come chiamare, generazione X, di transizione. E poi i millennials, che in realtà i millennials sono degli anziani rispetto a questi ragazzi, perché i millennials sono praticamente dal 1980 al 1995. I ragazzi nati, diciamo, dal 97 in poi si chiamano Z e hanno delle caratteristiche interessantissime, poi vediamo se mi confuteranno. Intanto sono nati con il biberon e il cellulare, cioè non si pongono il problema come alcuni dei nostri baby boomers, vado sui social, non ci vado, mi si vede di più se non mi si vede, queste cose. Cioè loro nascono così e questo è molto importante, riuscire a usare tutti i mezzi di comunicazione, poi loro vi racconteranno quanto sono stati utili in circostanze. E inoltre sono multitask, perché sono capaci di ascoltare, di parlare e di consultare il cellulare. Infatti io quando faccio lezione vado spesso in crisi perché vedo che sono tutti lì con i loro cellulari, dicono non mi stanno ascoltando, invece poi mi fanno delle domande pazzesche, perché mentre spiegavo vanno a vedere cos'è che magari mi sono dimenticato, cos'è che li incuriosisce, quindi alla fine c'è tutto questo gruppo su cui si discute. Sono abituati al fatto che il posto fisso forse non ci sarà e quindi si inventano dei nuovi lavori. Sono cittadini del mondo perché con questo qualunque nome arrivi di interesse non è necessariamente un confine, quindi sarà ovviamente il futuro di cui abbiamo parlato, anche come ho discusso con loro quando li ho incontrati, una specie di global coworking. Il coworking digitale sarà un po' con tutti. Fanno mestieri che non c'erano al tempo dei baby boomers, quelli che lavorano con l'intelligenza artificiale o con i big data o con questo, tutte cose che non esistevano anche nella medicina. Noi abbiamo la sequenza di tutti i pazienti, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a decifrarla. E un'altra cosa molto bella, altre due cose molto belle, poi non voglio farvi tutto l'elenco dei 15 punti che ho trovato in letteratura internazionale, è un fenomeno internazionale, ci sono in America, c'è proprio questa generazione proprio perché è così connessa. Sono generosi, quindi sono molto interessati ai temi etici, ai temi ecologici, a fare qualche cosa per il proprio mondo, diversamente un po' dal millennials che era nell'epoca del selfie, ha trovato il telefono non nella culla ma magari alle scuole elementari e quindi l'ha usato un po' anche per esprimere se stesso. E sono molto intelligenti, hanno, proprio perché nascono multitask, hanno intelligenza superiore alle generazioni precedenti. Grazie per tutto quello che avete fatto per Venezia e, come vi ho detto quando siamo conosciuti, per quello che farete per il mondo, perché con queste abilità voi sarete in grado di i nuovi quadri dirigenti che saranno generosi, non penseranno a se stessi e ci restituiranno un mondo che noi stiamo un po' distruggendo. Allora, normalmente il premio veneziano dell'anno consiste in una pergamena e in una medaglia commemorativa. Quest'anno non eravamo assolutamente nella possibilità di realizzare 20 pergamene e altrettante medaglie commemorative, per cui l'unica pergamena viene consegnata a chi potrà esporla per un anno in un luogo frequentato dai giovani, la nostra biblioteca, quella in Stampaglia. Quindi poi consegneremo ufficialmente la pergamena al gruppo di giovani premiati, ma di fatto sarà esposta per un anno e questo lo lasciamo dire alla rappresentante della Querini, la dottoressa Barbara Poli.
Buongiorno a tutti, siamo molto contenti di essere qui perché io sono stata scelta per parlare oggi e vi porto il saluto del Consiglio di Presidenza della Fondazione Querini e della direttrice Marigusta Lazzari, ma sono qui io perché sono fra le persone che sono state più a diretto contatto con i ragazzi durante i giorni che sono seguiti all'Alta Marea. Ecco, e davvero sono felice di essere qui perché penso che quello che è accaduto in Querini rappresenti un perfetto esempio di come questo premio sia assolutamente giusto e fondato. L'Associazione Sette Mari ha fatto una scelta che davvero premia qualcosa di eccezionale che è accaduto. Quindi ho pensato di raccontarvi un po' quello che è successo. Noi la mattina del 13 novembre alle 7 di mattina eravamo tutti lì, come in tutta la città, a contare i danni e a decidere che cosa dovevamo fare. Noi bibliotecari e in generale tutti gli operatori dei beni culturali abbiamo delle idee su come si interviene in momenti di emergenza. Abbiamo purtroppo nel nostro paese una lunga esperienza a partire dalla già citata alluvione del 1966, ma molte altre ce ne sono state, il Piemonte nel 1994, ma altre in Toscana, i terremoti, quindi sfortunatamente sono stati sviluppati nel tempo anche delle competenze, delle conoscenze, degli standard, dei protocolli. Però in queste circostanze ci sono tre aspetti che sono particolarmente critici. Uno è il tempo, perché c'è una lotta contro il tempo. La carta bagnata degrada velocissimamente. Il degrado microbiologico nell'arco di poche ore, pochi giorni, sviluppa delle muffe, quindi la prima cosa da fare è intervenire. Un altro elemento critico è la complessità, perché non si può intervenire su tutto allo stesso modo, dipende dal tipo di carta, se la carta è patinata, se non lo è, di quale epoca, e poi i tipi di materiali naturalmente sappiamo che ci sono dei libri che possiamo salvare in sede, per esempio con l'interfogliazione che è stata già citata, ponendo della carta da cucina fra le pagine, oppure altre cose invece sappiamo che dobbiamo conferirle ai restauratori, e avrete probabilmente tutti letto sui giornali del congelamento, quindi anche questo deve essere predisposto, si congelano i libri in modo da poterli poi restaurare attraverso un procedimento di liofilizzazione, di disinfezione e di spianatura. E il terzo aspetto critico è lo stato d'animo in cui ci si trova, perché quella mattina, come in tutta la città naturalmente, lo stato d'animo era quello di un senso di fragilità, di perdita. Noi appunto sapevamo di dover reagire e lo avremmo fatto, ma il primo stimolo ci è venuto proprio dai ragazzi. Alle 9 di mattina, erano poco dopo le 9, è arrivato il primo gruppetto. Erano un gruppo di studenti e studentesse del liceo Foscarini, ma poi durante tutta la giornata sono arrivati i ragazzi di tutte le scuole di Venezia e delle due università. E arrivavano anche attrezzati, qualcuno lo ha già detto, no? A parte gli stivali che naturalmente erano il nostro capo preferito in quei giorni, abbiamo vissuto per 3 settimane con gli stivali addosso, ma a parte questo arrivavano con i guanti, arrivavano con la carta cucina e quindi voglio dire che non c'era una generica, sì, un ragazzo è arrivato anche con una scopa perché ha detto sa mai che serva, ma voglio dire che non c'era solo una generica disponibilità ad aiutare, ad essere presenti, ma anche già un pensiero, già un'organizzazione e anche già l'idea che anche nelle emergenze si deve intervenire in modo organizzato e ascoltare le indicazioni, formare delle squadre, decidere come ci si muove. E questo è una consapevolezza molto importante e voglio rilevarlo perché evidentemente si è investito da molti anni sulla prevenzione degli incendi, sulla formazione a scuola. Ecco, queste cose tornano, queste cose si sono manifestate in quei primi giorni. Quindi noi poi siamo passati immediatamente dal pensiero sconfortante, tutti i libri che sono stati colpiti dalla marea li perderemo, al pensiero no,
posso salvarne parecchi. E così ci siamo messi in moto. La prima mattina abbiamo lavorato al buio, perché naturalmente non avevamo neppure noi la corrente elettrica che ci sarebbe stata restituita solo nel pomeriggio. E quindi mi ricordo il passaggio dal deposito fino alla biblioteca, su per le scale, formando una catena umana con i ragazzi, e abbiamo deciso di intervenire per primo sulle miscellane, sugli opuscoli, che erano il materiale a cui dare priorità, e mi ricordo questa scena al buio, quasi da girone dantesco, salvo che invece le facce intorno a noi non erano da girone dantesco, erano quelle dell'entusiasmo. È molto vera questa cosa, no? Dell'entusiasmo, della positività, e quindi siamo passati via via con le ore successive a modalità sempre più efficienti, sempre più organizzate, tant'è che nell'arco di 2 giorni abbiamo fatto una cosa che io mercoledì mattina non avrei creduto possibile. Venerdì mattina è già partito il primo gruppo di pubblicazioni per andare al congelatore e poi al restauro. Fra l'altro sono pure già state restaurate e fra poco ce le restituiranno. Ma poi nell'arco di poco più di una settimana è stato fatto tutto il resto. Libri che dovevano andare su in biblioteca per l'interfogliazione in sede sono stati tutti portati, e c'erano decine di ragazzi che lavoravano a inserire la carta da cucina fra pagina e pagina, e tutti quelli che dovevano andare invece al congelamento erano partiti. E anche qui appunto potrei raccontarvi decine di episodi, l'ordine, l'organizzazione con cui hanno lavorato, perché i libri non possono partire, non sono oggetti indistinti, non possono partire in modo confuso, devono partire secondo alcune procedure, e venivano applicate con una capacità e una velocità straordinaria. E poi potrei raccontarvi del ragazzo biondo che ha fatto 1 milione di giri col carrello per portare i libri più pesanti, sotto la pioggia fra l'altro, perché il meteo non è che ci favorisse molto in quei giorni, e poi la sera ho trovato la mamma e le ho detto: guarda, tuo figlio oggi ha fatto una cosa straordinaria, e lei forse ha visto il figlio in una maniera diversa, come anch'io ho visto il mio e i miei nipoti e tutti i loro amici e i compagni di studi. Quindi anche questo sguardo diverso, no? Che è già stato menzionato. Insomma, in davvero un tempo brevissimo abbiamo potuto fare tutto quello che ci eravamo ripromessi di fare e che sarebbe stato assolutamente impossibile senza questi ragazzi. Qualcuno qui dietro appunto era in prima linea, uno in particolare ha fatto parte del gruppo dei Fantastici 4 che hanno caricato 360 cartoni. Eravamo io, uno studente, un ex carabiniere e uno storico, proprio nel senso di uno studioso di storia. Ecco, e quindi abbiamo tanti racconti, un'esperienza straordinaria, quindi davvero la città deve essere grata a questi ragazzi. Ma voglio aggiungere una cosa a quello che si è detto. Noi abbiamo ricevuto quasi 450 offerte di persone che volevano venire a dare una mano, e materialmente poi ne sono intervenute circa 250, ma non erano solo ragazzi, erano anche pantere grigie, erano anche persone di tutte le età, pensionati, gente dagli storici dell'arte, dai docenti universitari agli operai, qualunque tipo di persona, qualunque tipo di età. Ecco, e una delle cose più belle che io ho visto accadere è proprio questa capacità di lavorare fianco a fianco. E lì era scomparsa qualunque forma di personalismo, di contrapposizione. Lo spirito era davvero uno spirito collaborativo, e davvero in quei momenti non c'è stato nessuno delle persone meno giovani che abbia pensato in termini men che positivi ai giovani d'oggi. E viceversa, cioè nessuno dei ragazzi sicuramente nel sessantenne che gli porgeva una pila di libri grondanti non ha pensato che fosse una persona
che aveva fatto il suo tempo, una persona sorpassata. Ecco, questo anche, no, ma davvero, perché questo è, noi viviamo molto spesso di luoghi comuni e di semplificazioni. Ecco, io credo invece che questo spirito, questa capacità di annullare quasi il gap generazionale, di far fuori tutti i luoghi comuni, ecco, è qualcosa che se noi potessimo portarcelo fuori dall'emergenza, ma anche nelle aule, anche nei luoghi di lavoro, anche nei luoghi in cui le persone si incontrano, fuori dall'emergenza sarebbe qualcosa di veramente importante e utile. Aggiungo che non è finita qui perché vedo Alessandra Schiavon dell'Archivio di Stato, con cui stiamo lavorando a un altro progetto che coinvolge gli studenti, quelli un pochino più grandi, quelli di Ca' Foscari, sempre per una attività a favore delle biblioteche e delle librerie della città, sempre attorno al mondo del libro, ma che si allarga perché poi nascono idee continuamente. Quindi questo clima di collaborazione positiva con lo stimolo dei ragazzi, ma che coinvolga tutta la città, dobbiamo tenerlo fermo, dobbiamo portarcelo dietro. Ecco, questo penso sia il motivo più importante per cui dobbiamo davvero dire grazie a questi ragazzi. Allora, passiamo alla lettura della motivazione. Per l'immediata e spontanea mobilitazione in soccorso alla città devastata e ferita, l'Associazione Sette Mari conferisce il riconoscimento di Veneziano dell'anno 2019 alla nuova generazione del terzo millennio, che ha saputo diffondere con alto senso civico e contagioso entusiasmo stimoli e speranze per il futuro della nostra comunità. Allora, in rappresentanza del gruppo invito Alice e Aldo. Alice? Ricevi questo pergameno. Eccolo là. Questo e poi dici qualcosa. Dici qua direttamente. Grazie. Per una foto col sindaco lo facciamo dopo allora? Sì, facciamo dopo. Buongiorno, mi chiamo Alice e innanzitutto volevo ringraziare l'Associazione Sette Mari per aver scelto i ragazzi come destinatari del premio veneziano dell'anno di quest'anno. La cosa che mi ha colpito di più appunto è stata la risposta immediata da parte di ragazzi, ma non solo, perché come hanno detto in precedenza c'erano moltissime generazioni che lavoravano per aiutarsi e la rete di solidarietà che si è creata appunto in pochissimo tempo, all'inizio a livello mediatico e poi soprattutto personalmente e interpersonale. Quindi è stato veramente un onore aver potuto aiutare la mia città insieme a quei 3.000 volontari che hanno deciso di mettersi in gioco e anche è stato un onore essere stata scelta in qualità di rappresentante di questi volontari. Grazie mille. Dai, allora una foto intanto di gruppo e dopo... Per tutti può essere uno slogan. Venite qua, se no i vostri amici non vi vedono. Dai, sei stata apprezzata. Venite qua, venite più avanti che ci state. Vabbè, basta che ce la vedete muoversi. Aspetti che finisce, non finisce più. Ok, bene. Ancora complimenti. Vai. Salve a tutti, signore e signori, io sono Aldo, il secondo rappresentante di questo premio destinato a tutti i ragazzi e anche per me è un onore essere qui di fronte a tutti voi.
Io volevo porvi una domanda che mi è venuta a fatalità l'altro giorno. Vi sembra comunque accettabile che la nostra città sia stata messa in ginocchio dall'Acqua Alta di novembre? Mi spiego, noi tutti conosciamo l'eccezionalità dell'Acqua Alta, però comunque mi sono domandato, mi sembra accettabile che appunto la nostra città possa correre un tale rischio? Venezia, tra l'altro, non una città qualunque, è una città unica, a mio parere, non solo per il singolo Ponte di Rialto o la singola laguna, ma per tutto quello che vi è dietro, tutti i valori che ha conservato. Ai miei inesperti 18 anni, Venezia appare come una signorina, appunto perché sono ottimista, una signorina che è fragile, delicata, però comunque anche molto forte, coraggiosa, che nella storia ha sempre avuto modo di affrontare tutti i problemi che le si sono presentate. E allora mi sono domandato, come sta oggi questa signorina? Noi giovani comunque siamo molto fiduciosi, crediamo, e spero che appunto quello che è avvenuto grazie all'azione di volontariato l'abbia dimostrato, e vorrei sottolineare anche, come aveva detto in precedenza Paola Marini, che la parola giovani io la vedo come un attributo, come questa caratteristica del nostro spirito, dello stato d'animo che io ho visto anche i miei ex professori e professoresse del liceo che erano con me il primo giorno a raccogliere pezzi di plastica e a metterli dentro i sacchi della spazzatura. Dunque, giovani tutti alla fine. Inoltre apprezzo anche molto quello che è stato detto in precedenza, ovvero che la grande svolta di questo anno è stato proprio il fatto che si sono creati questi gruppi di volontariato che chiaramente anche grazie alle difficoltà della tecnologia tempo fa insomma non si sono venuti a creare. E è per questo che, signor Sindaco, ci chieda di aiutarla. Noi ci siamo stati e spetta a lei sicuramente uomo competente che anche con qualche anno in più di noi dirci anche quello che dobbiamo fare. E per concludere vorrei rispondere alla domanda iniziale dicendo che questa signorina sicuramente merita di meglio, merita ancora di più secondo me, però sono fiducioso che questo avverrà. Grazie. Il sindaco mi sollecita di chiudere la cerimonia, si è sentito? Allora, con questo appunto chiudo la cerimonia, ci troviamo adesso tutti qua nel bar delle sale per un brindisi con tutti i premiati. All'anno prossimo, arrivederci a tutti.